ascoltandovi ho avuto il piacere, diciamo così, di conoscere ancora meglio, ecco, il vostro operato. Già ci conosciamo perché anche il gruppo giovani parrocchiale, i ragazzi durante i Grest estivi a un certo punto amano quasi ogni anno chiamare, diciamo, la protezione civile, e abbiamo questo centinaio di ragazzi che si divertono proprio ad avvicinare i mezzi e quindi a parlare, diciamo, con tutti i volontari, ed è un modello che rimane poi e che si portano a casa. Loro sono curiosi, sono giovani, ma le cose interessanti rimangono dentro, e quindi quando poi uno cresce, diventa più grande, diventa giovane, come per dire, e raccoglie, diciamo, queste sfide che aiutano, diciamo, il territorio, aiutano la gente, i nostri paesi, e danno sicurezza, danno serenità. Quindi è un'immensa, diciamo, riconoscenza da parte delle nostre comunità, e il Signore in questo momento lo rappresento con molta umiltà, certamente è nel cuore diciamo, di tutto il vostro lavoro. Certamente lo era anche quando c'era il Vaia, ecco che penso alle 9 di sera, quando c'era un vento enorme, io dicevo qua mi si sfonda la canonica, e poi bisogna anche pregare. Poi alle 9 loro erano su per il bosco, alle 9 si è calmato, e quindi c'è sempre diciamo, proprio da affidarsi anche al buon Dio. Noi quindi vi affidiamo, sappiate che c'è sempre una presenza amica, ecco, che vi accompagna, che vi sostiene, che vi incoraggia, perché portate un benessere, una protezione, un soccorso, ecco, un aiuto, quindi un aiuto, una protezione per la natura, ma in modo particolare, ecco, per la gente, per i nostri paesi. Quindi preghiamo perché possiamo essere liberati, oltre che dal contagio, ecco, che perversa, ma da tutte le altre tempeste, di un modo o nell'altro, lasciando, diciamo, spazio, ecco, a una serenità che diventi sempre più operosa, anche se siamo così arditi nel convivere anche con certe realtà che oggi succedono, e con le quali riusciamo comunque sempre ad andare avanti, ecco, e a dare sicurezza e serenità a tutti. Quindi recitiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato, poi benedico il mezzo e benedico tutti voi volontari che operano generosamente. Padre nostro che sei nei cieli, e noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Madre del Signore, Vergine Maria, alla quale noi affidiamo tutto questo gruppo, tutte queste persone e tutti quelli che lavorano dietro, che alle volte noi non conosciamo, ma c'è un sacco di gente che ci lavora. Ecco, benedica le nostre famiglie, benedica il territorio, ecco, lo protegga veramente, ecco, per la bontà di Dio. Vi benedica Dio Onnipotente, benedica il mezzo, ecco, che è operativo, abbiamo visto già operativo quest'estate, e continua ad essere operativo sempre, ecco, nella maniera più straordinaria, ecco, portando, diciamo, soccorso, perché nel cuore di questo mezzo ci sono delle persone, ecco, che sono, diciamo, molto sensibili e vogliono lasciare veramente il segno, ecco, della loro presenza, del loro aiuto, del loro sostegno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore e rendiamo grazie a Dio. Ecco, grazie a tutti voi. Grazie.